Quindi eccoci qui la sera prima della battuta di pesca, battuta speciale rock fishing che ci vedrà utilizzare esclusivamente tutte le esche della nostra ditta Tecnoesca che gentilmente ci ha donato. Ditta Tecnoesca che possiamo vedere ricchissima di esche sia per il rock fishing, dove ci vedrà appunto impegnati domani, sia per la spiaggia. In particolare domani utilizzeremo scarpette, cozze, bibi di coffa e dei bulli. Calamari, i cannolicchi, le lumachine le lasciamo per la prossima puntata. Esche della Tecnoesca che ci vengono spedite direttamente a casa dentro questi contenitori con del ghiaccio e arrivano puntualmente a casa con il ghiaccio, quindi celerissimo questa spedizione. E qua vediamo tutte le nostre esche, quindi non dobbiamo neanche più andare in pescheria a sperare di trovare qualcosa perché la ditta Tecnoesca ce le spedisce direttamente a casa nostra. Eccoci qui quindi nel reparto esche. Mi sono portato dietro cozze, bibi di coffa, bulli che sono i nostri murici, delle scarpette che sono dei piccoli di seppia, tutte della nostra ditta Tecnoesca che ci ha dato a disposizione queste belle esche. Quindi adesso si preparano i terminali, le esche e si parte. Prima canna col bibi e seconda con questa seppiolina, una scarpetta. Eccola qua la prima tocca della mattina, guardate la gritta di Davide, che morso pazzesco, si parte fortissimi. Eccoci qua, secondo speciale. Ciao ragazzi. Nostro nuovo amico Davide, una persona gentilissima, un ragazzo gentilissimo che ho conosciuto come tanti di voi su internet e mi ha chiesto perché non andare a pescare insieme, ti porto io, ti faccio scoprire un po' di rock fishing, tu che ami la spiaggia. E questa mattina, inizio di febbraio, bello caldo, siamo nel suo posto segreto a scoprire qualcosina di più del rock fishing. Siamo partiti con granchio, bibi di coffa e scarpetta, che sono delle piccole seppioline. Stiamo godendo un bellissimo sole. Super tocca in partenza. Super tocca, granchio devastato, ma la regina è stata fortunata. Ma siamo qua per vedere di portare a casa qualcosa di bello e farvelo vedere, amici. Tocca della mattinata che ci siamo persi
Sceso giù il filo in bando, ho ferrato pensando che il pesce mi venisse incontro e purtroppo non ce l'ho attaccato. Ecco quindi il momento di innescare i bulli, i famosi murici. Qua l'innesco è già bello pronto, ne ho rotti 3 o 4, innescati sul lago, stretti col filo elastico e passati sul filo. 0,35 fluorocarbon a modello 1. Ecco, adesso il nostro amico Davide ci farà vedere come innescare la gritta per la scogliera. Adesso praticamente sta togliendo la parte superiore del guscio. Vedete, Solo d'inverno però, perché d'estate i pescetti. seguite bene questi consigli. Comunque per quanto possa essere stato tolto il guscio superiore, si muove sempre un pochino. Quindi abbiamo tolto il guscio sopra e adesso posizioniamo gli ami. Questo tipo particolare di amo che è doppio, vedete, quindi una parte andrà sotto e la parte sopra rimane ben scoperta e poi girata col filo elastico. Giustissimo. Quindi abbiamo anche una doppia possibilità quando il pesce deciderà di aggredire la nostra povera gritta, tenendo presente che comunque la parte sotto è, diciamo, di blocco dell'esca, quindi l'esca è bloccata dalla parte sotto dell'amo, cioè dall'amo sotto. La paletta fa in modo da avere più presa per il filo elastico ed eccolo lì che il nostro innesco è finito praticamente. Eccolo qua, e la nostra gritta è pronta per partire, quindi doppio amo e filo elastico. E la prima ad arrivare è sulla gritta, grandissimo il nostro Davide, guardate che bella questa orata, che colori. Minuti di scarpetta in acqua, la nostra seppiolina, guardate che morso netto, diretto. Vediamo un po' di attrezzatura. Quest'oggi con me ho la mia Andromeda e la mia Nebula della Veret, due canne belle toste, accompagnate da dei mulinelli Shimano Ultegra 10.000 caricati con dello 0,40, quindi non andiamo sul sottile, giusto connubio peso potenza. E sempre con me quando faccio queste scorribande in scogliera il nuovo treppiedi della Mitchell, veramente un attrezzo meraviglioso, bello leggero, stabile, che accompagna le mie battute in scogliera. Eccoci qua, prima oretta e mezza di pesca. Ciao ragazzi. Andata. Abbiamo fatto vedere un po' le esche da rock fishing per l'orata. Questa mattina pesca specifica per l'orata che ha già dato i suoi frutti grazie al grandissimo Davide, specialista di rock fishing e di orate. Non esageriamo adesso. No, ma questo ragazzo qua è un ragazzo d'oro ed è sempre modesto. Adesso si continua, prima oretta e mezza decisamente buona, 3 tocche, tutte le esche che abbiamo Spappolate.
proposto sono tornate o non tornate proprio, quindi direi ottimo. E si continua, amici. E anche il nostro amico Murice ha avuto esito positivo, completamente sbranato. Adesso ricontrolliamo tutte e due le canne, si riparte con gritta e scarpetta. Eccoci qua, scattano le campane di mezzogiorno, questa mattinata che sembra estiva. Canne ricontrollate da poco, sotto sepiolina, granchi, e si continua. Mare leggermente increspato, un po' di venticello, classico venticello pomeridiano, si va avanti. Eccoci, battuta finita anche questa volta, amici, e che dire, uno speciale rock fishing che ci ha portato in una delle tante scogliere della Riviera di Levante, una Liguria che riserva spiagge meravigliose e altrettante scogliere meravigliose. Un ringraziamento speciale va al mio amico Davide, che rincontreremo sicuramente negli speciali successivi dedicati al rock fishing. Spero che questo video vi sia stato utile per vedere i diversi inneschi e per la caccia dedicata specifica dell'orata, e non solo, perché questi inneschi qua vanno bene anche per sarghe, tanute e tutti i pesci di scogliera. Questa mattina siamo stati fortunati, è stata una bellissima mattinata di inizio febbraio, sembrava praticamente primavera. E che dire, amici, ci vediamo alla prossima puntata.